Su conto de su cantatenore, in fondo est su conto de sa Sardigna, de una terra che ha connotto vinza s'emigrazione. Salbiddas de su cantatenore si sono il boidadas, cominzende da sos annos 50, e galu oie si sono il boidende, solzovano sì che sono andando a fora a trivagliare. Sono emigrazioni differenti, d'onzi periodo tenede su conto suo. Sos annos 50, quando meda sì che sono andato al continente o a s'estero, in Germania, in su Belgio, salminieras. E atteros che hanno emigrato in continente, che sal familias, pastores in Sardegna e pastores in su Lazio, pastores in sa Toscana, in sal Marcas. Noi sì, cercammo de contare ite che narrere emigrare ligato a s'arreiuno de su tenore. Emigrare che narrere si le ha rifatto a un pezzi si storia personale, ma si le ha rifatto sa cultura sarda, cantol de cultura sarda. In mese a custoso veste su cantatenore. Su cantatenore chi gira da chissos emigrados in Italia, in Europa, e so giovanos e sol mannos puru, sighini a cantare, e sol logos in umbe andano a trivagliare. Que sos antigos o hebreos o errantes da esa gara nata ale dimora. Sun partidor sorsardos o emigrantes a cercare triballiu in logu e fora. E gusta trista viaga o est ancora ma sanare mai che peste e lo mamma in sagarena desinferma mamma sardina dai su male angaria mala e pista ed est ancora gusta viaga e lo mamma trista angariada e pista la su male a gusta mamma la dia regionale. Su conto cominciata in Belgio, e non abbiamo abboiato, sos emigrados, de un'emigrazione adesso annos 50, adesso primos annos 50, quando da Sardegna sono partitos un montone de homines e chi poi si canleu sa famiglia in Genk, e salminiera al de Carvone. Sos che abboiamus sono naschidos in ie, creschidos in Belgio. E non si canne dimenticato questa cultura nostra del su cantico a tenore. Anzi, è stato per issos una maniera di stare parisi de vaghe cultura sarda in ie. Sono teniscolesos, pasadinos, lodeinos, che si sono unidos, cropados a pare, per seguire a cantare a tenore finza in una terra che è lontana, che però per issos è scomente che d'onzi volta che cantano e tornano in Sardegna. Cristo al prono cuscio e da 3 anni ha predicato la santa dottrina. In monte spianuras e collinas poi in duca remino presemma.
Su conto poi sigidi a Boiende un gruppo de zovanos, di un'immigrazione più moderna, de gommo, emigratos in nord Italia. In ie pure gustos non anche fidu lasciare su denore che hanno imparato in Sardegna, che cantavano in Salbidde a Sissoro, e si sono unitos, finza che in difficoltà del mannas che noi staiamo in Samattesida in continente. Può sabboiare, può provare a cantare, e hanno posto un pare un'esperienza che ha fraigato una storia bella del sudenore sus emigranti che ha rappresentato la Sardegna in mezzo a manifestazioni organizzate dal suo circolo dei suoi emigrati, ma finza altre manifestazioni culturali in sul continente italiano. Quando de maio si splendido mese rientras tu e vai rampidamo e si sposa di tocca sa mano la braza zelinara sana Ad ogni pianura, ad ogni monte si spunta ma detto ogni marina. Opa che sospetta in cammina in una guerra Voi siete sì, non dei no che potremmo narrare. Babbo è venuto in ocche su Chimbantasese e poi su Chimbantasette che è venuta mamma. Sono venuti in tre figli e io e Tore siamo spruzovano. Isso è nascito Galu a Siniscola, io sono nascito in ocche. Io ho provato il primo compleanno in ocche. 2 anni di Sarbaracca siamo stati noi. Che lavoravamo in Samina e quando abbiamo finito a Sarbaracca. Quindi è tutto ricintato. Originalmente in desso tedesco, scusa. Sì, sì, sì. E poi dopo la guerra campo sta a noi. Quindi il servizio sto in fuori, a lavare in fuori, andare sul bagno. Non mi sa doccia, bagno andare. Noi che in Sardegna abbiamo il nostro momento in cui. Vabbè, ma sul tempo è diverso, la temperatura. No, certo. Come non pruso, ma tanto che a meno 20, meno 25, Su Nie non l'abbiamo visto più, Nie vince da 1 metro di Nie. Io sono nascito su 61 in ocche e sono cresciuto in un ghetto sardo. Cioè, io lo definisco gaica, quando dai an sardomo a sorminatore, tu hai pagato sa fitta sa miniera, però è tan fatto. So sardos, lo sono tutti unitos, in un quartiere. In mina lo sponiamo tutti in pare, come te babbo travallai chi nonno, chi nenno. In questa staglia sarda, che di Nariana, questa squadra sarda, e travallai tutti in pare. Tanto te va successo che a un certo punto, che vai a più di 300 famiglie de sardos. Solo di Siniscola vai a 200 famiglie. Quando a chiansar festas in tutto unitos. In questa festa sto a chiano un sposonzo vai a 300 persone. Un fidanzamento, e come un matrimonio, un battigliare, tutto canto. È un'ita antica, guai se non ti invitai. Non vai a ta musica del di Lucio Battisti o Celentano e via dicendo. Tutto musica sarda. Ma batto, schimbi canta persone. A un quirro io canta Samurra, l'altro quirro cantando a tenore, un altro a chitarra. Ballande che hanno posto in sordisco, musica sarda. Ballo sardo. Ballo sardo. Cici correda, tora da baiana, cici correda, tora da baiana, kundola teta, una minore, kundola teta, una minore, kusella, kundola teta,
Praticamente hanno piccato una Ida e che l'hanno spostata, piccata da Enoch e tutta un'altra nazione, non comprendiano nulla, in isolato dai tutus. Praticamente questa Ida è barrata indietro de 40 anni, mentre esa Ida visse evoluzione sia dessa lingua, dessa cultura, dessa tradizione. E Enoch continua a vivere come tainie. Io devo essere sempre a fare questa candela bruna, ti lamentas? No, ma avete quando mi siete al minigonnas. Sar minigonnas. No, che sorren mea non è che ponia sar gonna argoi, che vai a minigonna. Però sopra sui nucleo, sopra sui nucleo. Dobbiamo andare a bidda, con sar gonna non viene a bidda, gonna longas, gonna longa. Arriviamo a in tutto. In tutto il minigol. Tutto, ma cursas proprio. Hanno tornato a fare rinoghe su modo di vivere che vivete Saida, l'hanno tornato a fare tutto è preciso che sa regola che hanno connotto in vita da quando fini minore. Però il naturale è bello pure, di una maniera, sì, no? Certo, non ci potremmo lamentare, abbiamo stento una gioventù bellissima. Sì, ha sillicato in tutto. Certo, però prima all'inizio è un po' difficile. Sì. Quando siamo, per esempio, giovanellos che andiamo a ballare, a noi abbiamo spiegato a spizzinedda, esorbelgas, per esempio, un po' più malestitos o in su senso non modernos come antimo noi, sì. E stiamo ormenzo su bene stiamo a ballare, imos prusu attivo magari e tanno ben custar guerra tra so sardos o italianos o posar femmina naturalmente che è gelosos. Specialmente solo di Dippenbeck. E quello non andai a bene a bandare, che è sempre da guerra. Massacraini. Se andai solo, guai, Ma sul tempo del babbo, i sono locales, si è iscritto, vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. E no, che business. Sì. Veniva no, che sono primi che manno, devi stravallare in mina, non potevi stravallare in altro luogo. Non ti pieghesso, a mina bisogna stato, che dopo un paio di mesi non ti lasciano libero, ti piegani un centro chiuso a Bruxelles, Plain Castilche. Arrestatos? No, arrestato. Lui in cui hanno visto convoglio e ti tornano a mandare da Meservinto. Torna a saire tua. Rimpatriato. Rimpatriato. Come sono libero, naturalmente. Sul tempo si è scambiato. Cambiato metà dai 56 in poi, di questi strage a Marcinelli. Per questa difficoltà, io mi momento pizzino di 2 anni. A 2 anni sto aspettando questa carta d'identità. Sono andato in comune, ma zitto babbo, e al momento che ho un pizzino di belga,
Ah, tu sei il signore, ecco la tua prima carta d'identità. Io contento che mi dai questa carta d'identità, cavolo, ti la poniasi in occhio di cui, di così, ti ha che che tenia questa carta d'identità, 12 anni. Al momento a questo la picchia e gli dai questa carta d'identità e l'ha salutato. E bico dopo l'acqua, ti lamenta, sa? Andate questo? Deleda, vieni qua, sappa sospudi che scommettono un criminale. Impronte digitali. E io ti lo sappai su pubblica, Lo zirai, no? E questo a me mi ha fatto, ma poi che differenza va tra me e Cudo? E sos italianos puru non è che si andai tanto d'accordo, per esempio, sia Zeo che Tori mordes idea che quando intendiano cantare a tenore, sos italianos di un certo livello però, Sì, sì. Va, il livello è il livello. Ma italiano di un certo livello, pecore, sembrate delle pecore, questo e quest'altro, tanto ho bisogno di a bordello, tanto iti o a si cantare o a si guerrare. Quando aborto al bisimo, intendo e vedo questo che non ne comprende, né? Cominciano a ridere, a suonare imparano nelle vecchie, sparano. E tanto questo mi disturba e poi esamina è diverso. Esamina biti za regola che in zosso sono tutti unidos. In fondo sono tutti unidos. E in cui non contai se si belga, se si marocchino, se si italiano, in tutto unito. Che 11 persone dipende da c'era pure. Che se tu si dica che cosa, tu mi devi aiutare. O sia marocchino, o sia turco. In zosso siamo tutti unidos. Io mi metto questo conto che naria babbo quando questo tipo che le rutto questa vrana addosso e hanno cercato di collocare così belga iti. Hanno cercato di collocare ma è stornato a ruere e che le ruta sopra e io in italiano un pacco l'ha nata babbo oh compagno adesso io morto e nel morto gai potinare dipendiasa dai suoi amigos. Tornamos a su, Michele, in famiglia, sul sistema del vita sardu, bene dai noghe o tutto cosa comporata? No, non che sia chi ha tutto. Mamma che ha su pane carasata, te lamenta se in questa si stufar de linna, de carbone. Sa godè. Sa godè, In questa si stufa, sa. Che cosuiti addirittura iti su, in quasi contenso scontro de voghile. Invece di tenere un voghile teniamo una stufa e mo si diamo in tundo in quasi a chi sconto. Però mamma in cui ha su pane carasato, i servirrus, i supporche, a chi ha sa sartizza, tutto unito, a saccare porpuzza, te la lamenta? Che abbiamo sa porpuzza, che abbiamo sa sartizza, mamma chi ha sargalatina, a chi ha Coccone schingherda. So scoccone schingherda, babbo che ha sa spancetta, ve su prosciutto ha fatto. Insomma, se chi ha tutto, a sar festa, come si dice, sai, quando il tempo del papassino sia chi hanno sos papassinos, quando il tempo del vusone sa chi hanno sos vusones. Ma sai che ha tutto in pare che in famiglia spuro, Una dia, per esempio, chi hanno su pane, chi hanno 20 kg di pane. Oia chi su tuo, grafa chi su mio, e si uniano tanta famiglia e si hanno si aiuta in a pare. Sordur che è lo stesso, quando è nato matrimonio, su festa, sa chi ha sordur che tutto in pare. In domo fai in Sardo. fede, Sardo, sì. Ancora. Io che un Zeremea, Vizormeo, in italiano non pare di essere storchente. O in fiammingo, olandese, o in sardo. Io mi ammento, pezzino minore, che non si va a dare su sardo e ischio solo su sardo. Poi mi hanno mandato a scuola, a prima scuola, asilo in Arata, tenese 4 anni più o meno. Hanno mandato in cui io questo fai da in olandese. E io, mettimi se nanna, non ti comprendo. Arriva a domo, ma questo fai da una lingua che io non comprendo. Non comprendio nulla. Poi naturalmente a bello con l'andare su tempo si impara. Però la base è su sardo. Per esempio io vedo su siniscolese che a mamma che babbo il pasatino e fai da su pasatino però babbo il prusassente adesso che quando lo vedo quando ti chiedo contare un conto del babbo per esempio che tenia questa occhio particolare io sono
un bravo poeta e improvvisatore. Infatti, il momento che a babbo lo intendiamo sempre cantare in poesia, chi nel boccoli, chi nel bomboi, chi in Zianzelli Spina, Zianzellino pure bravo. E cudu Salaris, ti lamenta? Salaris, Emanuele Weiss. Emanuele Weiss. Inoc. A tutti no che Tutti Inoc. E schian cantare in poesia tutto gusto Sì, scalmento sì. fatto. Però, de tenore si intendia pacu e nuda. Fino a che io ho settate pare che per stento de che 7 anni, so. Ma mento che in vacanza in Bida, entriamo a questo zilleri e intendo questo tenore in Ilodeino, so. Come è entrato babbo, questa zia ha avvisato a babbo e l'ha nato, yo, getta bile una occhichedda. E mi non si arma come, getta bile una occhichedda. Io a babbo non l'ho mai inteso, gai. Questo tenore è spettacolare. Babbo che tenia quella occhia tipica serena, ha cominciato a cantare a bocche notte, sterrita, ballo, so. E in cui mi è nascita questa passione per il tenore che... Però gente che sia a cantare bindaia di no che pure. Certo. Però non è stato mai un tenore visso in occhio. Un tenore non è organizzato. Sì. La gente canta e quando li alzai da conca de cantare. Quando in unitos in festa si ponevano e cantai a tenore chi lo queria cantare. Però, ripeto, iti pacu e nuda, su pruschi intendia issa poesia. Se domini, voi siete il bennido ai noghe in cale anno. Su Kimbe de dicembre 1965, Ma da Sardegna o... da Germania, nella Baviera, Kempet, E quando siete il bennido ai noghe quanto sanno steni? mentre che vanno. Io in Germania stavo bene, sono andato in vacanza e mi sono fidanzato. E io per amore mi sono tenuto, ma se io non fossi stato fidanzato, ma come ne chiedere che mi ho trovato in Germania. Stai a del mezzo, signore. Sì, non che a lavorare, sapete che a inizio come schiavo. E questa fidanzata di un bel video. Dello tempo, paesana. Ah, paesana. Sì, poi che entro metto da Roma, abitiamo vicino, compreso. Ma io la verità non la conoscevo da prima. Quando l'ho vista mi sono subito innamorato di questa E che siete il bennido ai noghe? gang, sì. E adesso nammo su connotto questa comunità dei noghe. Quando sono entrato mi sembrava che ho detto, ma che ha più sbagliato che sono in Sardegno o in Belgio qua. Entrato a su barca, siamo scasati, capito, tutto compreso. Voi siete più sbagliato. Su luogo, pariazzi in Sardegna. Sì. E invece tu come te su punto. Io in Bidda, che io sono pastore, mi hanno avvisato a fare che sono militare. E dopo, aspettando poi a sapere qualche travallo, non veia nulla a travallo. Dopo io tenevo una sorella che era in vacanza e sul mese lampada sono rientrato e sono intuppato schinis. Sono arrivato su sabato. Su lunedì andavo a ingaggiare a Savorda, mi hanno ingaggiato dritto. Apponato. Come che sono che mi ha così in arrivo. Quale anno vi questo? Su 66 il lampada. Mi ha quasi che in arrivo, quando tengo soltanto su capitale, in che ero a Bidda, torna a cominciare a s'ambiente mio. Invece, a poco nota a me, dopo 2 anni mi sono sposato e sono galino, che felice e contento, però è stato, mi ha aperto una ianna su Belgio in questo anno. E poi a fare dare questo ambiente come ti fai dare ai colleghi, e questo ambiente bello che io sono sposato sul 68, tra mannos e minore, quasi 500 persone sardas. Si sposò. Si sposò. Uno bello spososo come te lo chiamano in Bidda, su sera sacchenas entrammo di su bestiame, si incra su pasto completo, e si incrasa, so ristrindo storra, tutto pare a mandicare. Un spettacolo, mamma è venuta da Sardegna, che in babbo tenia 81 anni e mamma 70. In treno e ha fatto tutto sordurches,
un spettacolo, è stato un bello ricordo. Voi sì, su tenore lo conosciate già, il lode. Sì, io quando giovanotto ho cantato e loro di tutti questa compagnia giù, di tutto noi. Pure militare ho cantato pure. In Germania pure ho fatto tenore pure sardo compreso. Chi sardo scrive i finini e teatro al bid a sfugge. Qualche paesano, due paesani che ha fatto il giallo che vedi in Ia. Ma poi sono venuti in Occhimbeglia, ma in Occhimbeglia non mi ha cantato. Una dia mi telefono con questo bello giovane e mi narra, poter venire con che rimoso a che era zicco e tenore. E l'ha ponata a torre, ti dispiace se pote venire un amico mio. E è andato poi tenore, torre. E tanto ha ponato, ha avvisato a Domenico. Domenico, vi è scusto, che era vende. E poi tenore, bene. E comincia Domenico a cantare e che abbiamo scominciato. E cancella ogni dramma, ogni rovina, a nulla cancellare, voi che in tutte le parti questa terra, ad ogni e a si spuntare ad ogni piano, ad ogni monte, a si spunta ad ogni marina, oppa che sospira, cammino, che sospira, in un vecchia in un vecchia a predicare, in Montespia, por inducare, por inducare, Ite bene, sali senti, te bene, che attento E tu, Raffaele, come intendi questa storia che ti sei entrato in questo sardo? Io anni e anni tipo cercando a gente in Belgio per cantare a concordo e a tenore. E una di un compagno belga che è Björn Schmelzer, che ha un gruppo di musica medievale, di polifonia, e su queria fare un progetto di musica italiana, ma di gente di questa zona no, che dei gang. Eppure con Sarzo che isso ha fatto un studio su amore di cantare di Castelsardo, su canto a concordo. Sì. Tanto è un studioso di questa musica. E Ilse è nato a questo progetto e ha tappato a Sardoso in gang e forse tu che cantare che nisso. Ma senza contra non sappiamo organo, siamo scherzando e tanto bittisso. La mordevi tu sardificare. Che su nome suo è Rafael de Kock. In sardo Raffaele, Boele, de Kock che era spuddu. Lui teniamo in Sardegna, no? E isso come cola po Boele puddu. L'abbiamo sardificato, compare? E poi mi sembra fatto compare in una creia in Polonia. Quando io po 18 anni, io po appassionato della musica tradizionale di tutto il mondo. Eppure di questo canto di tuva di Mongolia, su canto difonico. E in questa biblioteca appia
cercato musica, bignata un disco di polifonia della Sardegna. La poi inteso, bignata questa che culturale puro. Tanto io affascinato di teste, proprio ite cantano gai. E poi anni dopo ho inteso prus bene e ho detto ma questo non è italiano, no? Sono italiano, questa lingua non è italiana. Pare di spagnolo, carchi per aula del latino, forse catalano. E pro internet ho zappato testo di poesia e poi ho imparato a usarlo. E poi in questo scompanzo e companza pure cantavamo di tutto, musica di Corsica, di Spagna, Irlanda, eppure uno canto a tenore, qualcuno a chi da sul basso, due spizzine a mesoc. E poi una dia abbiamo contatto di gang sul circolo sardo Grazia dell'Edda e siamo andati in cui è stata una festa per noi, una festa sarda che sul caso un marzo, che sul pane carassato e abbiamo cantato pure. E il momento che quando siamo sconnotos, il suonato è bello basso, chi è ndeste? Ha parlato, oh vai, tu è che questo flammano, no? Che questo bello, e te a facchera, no? Ma ne da me è spagnola, famiglia mia è venuta di Andalusia, in Belgio pure sul lavoro. E babbo tuo? Belga, però pare pure un italiano, un sardo o greco. Anni dopo, in Sardu Armizza Battoro, ho conosciuto, dopo di un concerto in Anversa, però, sul tenore mia non è pira di Vizi, e mi hanno comidato in Bidda. A fare a Bitti. Ho imparato le pruse del canto a tenore grazie a Omar Bandino e companzo di questo tenore. E poi Ho seguito. io sono biologista, come non lavoro più come biologo, ma sono musicista di musica tradizionale e quindi ho questa passione per la musica sarda, tanto penso no che sempre per cantare con passo mio. E per me gengi no è Belgio, è Sardegna. Tenete un numero questo tenore. Beh, certo, siccome apparteniamo tutti fuori che isso, ma è schillosi, apparteniamo a su Monte Arvo, se Domenico Erdello De e appartiene a su Monte Arvo. Noi è siniscoleso, noi siamo siniscoleso di mamma e di babbo Pasatino, così che sul legame nostro è su Monte Arvo. Eppure a mia casa, sa prima porta Chipo, sa prima via Chipo in Sardegna, i in vizi. E dai vizi si che È proprio in cui su Monte Arvo si andà innanti. Zio Domenico e Ludino. Voi siete teniscolesos, potremmo narrare, vinta si siete in parte passadinos. E che ti piace separare un traio o adattare? E ti hai scombinato? Come è andata questa questione? Abbiamo scombinato che siamo dovuti sponnere d'accordo e è diventato un traio tutto particolare. Andiamo su traio belga, su traio gay e su traio nostro. Omine no fanno a patolua, ma non tentano la ferra. Calacano minore sul banciolo ancora galapone, vede in terra. Tu babu padio tu in guerra, mo casa mamma ne resta giù.
senza tutto foto e ne guida poi sull'inventura e cosa poi sull'inventura e tu savetta omine de uno fa lo appandoro a manutenta non è la sera o cada cane no è il suo basso ancora e ruba bocca di morte molto in guerra e senza giusto conforto e ne guida poi sull'avventura e scusami e provisto il ventura e scusami e Anna Prata non ami lo picco di pe devi scare mi dire il bombararo e il barambellaro e il barambellaro e il barambellaro e il bambò e Anna Prata non ata fa da portare poi incanta mi è bella simpatico il bombararo e il barambellaro e il barambellaro e il barambellaro e il bambò bella simpaticona puoi cantare a me tappa sta deve si Anna Prata Stefane, noi non conosciamo tutta la vita, potremmo andare al Giovia, amico di Armando, Babudou, e quando due fisi in Nugoro, e cantaia che sono nugorese, e a volte ha dato al finza che sol de Olollai, di Lamenta. Olollai, di Bitti, di mancai su basso, in traia stua. Diritto. E poi però, Babudou, a Dolumanno, che è mancato, e tu che
chi frate tu, mamma tua, che sei andato a fuori, no? In sa provincia di Bergamo, Treviglio, Caravaggio, questa zona, insomma. Rimugio prima su Carra Alemanno e pustisi un anno su Mughio di Oppure, insomma. Ha spostuvato, e Ho tanto è il spostuvato. bene da mamma tua. E bene, senza mamma, E sì fizzi, che- un'immigrazione di tutta la famiglia. Praticamente è stata una separazione dalla Sardegna, proseguire sul traballo. Ma è quando Visinie voi, ormai è famosa in Sardegna, Beh. questa operazione che ha il fatto che in altro scumpanzo debbo organizzare un tenore in fuori di Sardegna. Ma come inteschi voi il bene da conca questa cosa? Sul principio è stato sicchire la passione che abbiamo fatto in Ginocchi, insomma, cioè, che abbiamo conosciuto Ginocchi da Sormanno. E dai cui abbiamo incominciato a scrivere tramite uno social network, insomma, si incominciò, siamo stati proprio a strinto a zona di Milano, ecco. E tramite sul circolo de Gallaratte abbiamo incominciato a Norviere e a bello abbiamo fondato questo, l'abbiamo dato sul lumene sul tenore e abbiamo sposto i migranti. Insomma. Ah, sul primo numero vedi di Sterrauso. Di Sterrauso, però poi paria che- troppo forte come te paragola e quindi abbiamo sposto una cosa più durchedda, ecco. Fuori da Sardegna, i tesen sudene da cantare a tenore. Noi abbiamo proprio questa passione, uno stile di vita. Abbiamo inteso da queste prime dies che noi siamo visto, proprio questa necessità di distaccare la vita che abbiamo in cui e tornare praticamente a su connuto. E per noi su connuto vite su canta a tenore. Andami e Matteo, io domando, pare che sono la musca. Dopo con noi Stefano in Savine del 2011 in Sagrate, un circolo e già barrao spantau di biede un tenore fatto da Piccioccoso che niente da diversa bidasa e che cantai ante varisi e poi mi gusta stau questa cosa che mi ha fatto interessare isso. Dopo subito contattavo in Facebook, dopo iscritto e poi un anno a Pustisi organizzavo una manifestazione che si da Susonu, che fu legata a Sadia della Sardegna, ho fatto Susonu della Sardegna e ho creato tenore sui migranti a creare tutta questa manifestazione. E in quel momento mi appassionavo proprio del canto tenore, poiché che non fu in Sardegna, fu interessato ad altri generi musicali, soprattutto rock. E invece in quell'occasione, proprio sul circolo di Bologna, che hanno fatto cantando, proprio Stefano mi ha fatto entrare in true e mi ha fatto intendere per la prima volta in vita mia del Mannu, dopo ammettere, su canto a tenore proprio. Da intro. E poi decido in quel momento di dedicare questo studio e questa tesi a tenore sui immigranti e a questo studio di questa migrazione di su canto a tenore. Cantare a tenore, a forza e cantare a forza delle regole imposte da questa Sardegna. O porsi non se stue, la che assisti sasae, ancora che ne pinna sa, in sudidua. Nutrimento, vina scarchi
è stato meda bello studiare appunto emigrantes, ma non solo emigrantes, ma con isso, poi ho condiviso diverse situazioni, un tour in Francia, sono andato in Parigi, a Metz, poi su concerto a Castello Sforzesco, a Venezia. Ho fatto pure un tour in circolo della federazione del Sardoso e ho registrato una demo che è questo CD, che è Sentidos, che è stato appunto registrato in true su circolo. Ho fatto un tour in Fiorano Modenese e Tolmezzo in cui ho registrato e ho fatto una fotografia di Gussu che fu su denore. E questa cosa bella è, si interessa in me, posadesi che fu nascendo una nuova tradizione e questo mi ha appassionato, questa passione appunto del possugantu, questa necessità di cantare e cantare con chi due est, condividere indipendentemente che uno stia del numero, dell'online, del desulo. Beni superata al modo locale. Beni superata al modo locale, poi vai ad una nuova. E in suo rispetto andare a creare una cosa di nuovo dai su bisogno. Su bisogno dell'utente. Difatti noi abbiamo posto sempre innanzi le cose principali che viene sul rispetto alla moda, a parte la passione, sul rispetto a questa maniera di cantare, di sarbidda, e spiegavamo praticamente, tornando sul contenuto dell'esistazione, perché avevamo pensato alla transumanza dei pastori quando si accattavano in certo luogo che si ponevano a cantare, de calle biddavini. Comunque, questa maniera di cantare si chiama Savocche praticamente e noi abbiamo fatto una cosa. Pago pure manco una cosa che ma vedi come è nato Giancarlo uno bisogno di poter cantare vari si finza al gente che viene dal differente. Sì, necessità. E tu e Alessio vi sei dal suo primo momento che su dei nostri emigranti vi sei stato? No, io sono entrato dopo, io lo sapevo io, è capitata una combinazione che non lo sapevo noto. Vembegno in zona di Parma per un memorial di un visello che venne a mancare fratile di Marco De Sao che de sudenore sono emigrante e usa di però mi ultimo di rivallo non mi fia potuto andare da su Manzano tanto hanno poi venire a rivallare mi telefona una roba con panzo schifo ma non è bene che va pisello che cantano a tenore manca di un pezzo manca sa contra e vedono a cantare una poesia che ha descritto Sao che pro fratile a me non mi sparsi un cabino a andare comunque a papretato poi un zimmotto parte arriviamo a Nia e tanto non fimo sconnotos in Nia e poi manchi il camera ma ti deve interessare a bennere sapremo se stavo in un pago dubitoso e a papito su denore meu in bidda sono sempre stato legato a questa moda però poi a fine a Ponama nei suoi nove questa passione è bestia non scostava sacrifici puro però andare a provare bisogna un'ora e mezza in macchina andare un'ora e mezza a tornare poi magari la vogliamo a sera a requirire da Podile insomma bei sacrifici questo è a parte di voi due che vi vedi Marco Giobbo di Orgosolo, Savocche, un pizzino, Diego Medda, della zona varese, che ha conosciuto su cantatenore tramite registrazione che su Babbu è razza di Serramanna. Naschi di Nia e Pesaro. Naschi in Cue, sì, Naschi e Pesaro in Cue. Fabrizio Garau, Gianmario Cucca, Alessio Pireddu, poi Antonio Riviezzo, poi Maurizio Pittalis, di Urune, una Teravocche, e Giancarlo Loviccu. Namus est su plus al largo di tutto su che è stato in Toscana. E a borta a promuovere Moghiata Manzano per arrivare a Borte di Ettardo, insomma, in noi. Nos ponevamo su, insomma, che sono chiassatero a cucinare e arrivavamo in Cuba e poi finito di manicare, diretta a cantare a tenore, a provare, a sperimentare, a bere, poi ovviamente cada uno, essendo di un look differente, ha fatto una maniera di ponere sarbocche che non tornava. E così che sul passaggio tra sorunese e sorgolese non è semplice, ma scamente quando si impara, no? Così che la prima cosa che abbiamo fatto era cussa
di non modificare troppo su suono di queste biddas. Che non aveva sperosa presunzione namur de narrare canto a soronesa o canto a sorgolesa. Sa maniera vedi accumpanzo un'auge orgolesa o accumpanzo un'auge aronesa in sa mezzo maniera chi botto fagre, però non fagre sfigurare mancai. Dinaro, rises tu e pritetando, non ti presentas, provi di interroghe, ischire di aghere dei nove, da ueso venido e amuando. Io personalmente, ad esempio, tenia difficoltà se magari cantaimus prima a sorgolese e poi a soronese. Tenia difficoltà a tornare a serrare sa contra rispetto a come magari la facciamo in sorgolese. In sorgolese. Infatti sì, in mezzo all'uso che siamo andati, cantaimus prima a soronese e poi a sorgolese. Partenza fatale, procurare su male, non va più usata, mechina Che li scurta da evora su tenore, a volte di questa differenza, manco si ne sappi, no? Ma chi è fa che... Però che l'ha fatto Tu invece hai nato forse in maniera più precisa, no? Parla il mio, che quasi facendo una moda a noi, che finché si studia questa tesi è il messo da campo questo fatto. Sì, è proprio questo. Che è stesso appunto una nascita di una nuova tradizione, proprio una nuova moda, che è proprio questo dell'emigrazione, che è su concetto di condividere tutto vari, indipendentemente che uno viene da una vita oppure da un'altra. Antagrao, uno, passami su termine, uno collettivo, in cui appunto non si casa, in cui ognuno che tiene questa passione, che sta fuori dalla Sardegna, potete essere accolto in un collettivo di canto a tenore in cui appunto è una cosa mega bella, bellissima, che uno tiene questa passione sul tenore e tiene questa opportunità di cantare vari. Sì. Infatti abbiamo fatto questa associazione proprio per lo scopo di comunque far crescere questa cosa e stessa prima associazione nasce fuori di su cantate note. No, credo che sia un esempio importante di come chi è da fuori non sa che dimentica la Sardegna. Tu di che sei il grado a Sardegna? Sono campidano. Di che sei il grado a Sardegna? Sono immigrato. Che non sei in Nugoro, però di che sei il grado a Sardegna e tu è pure, Alessio. Sì. E come su tenore in cui sighidi, non sighidi? Chissà, quando sono tornato in Sardegna poi ho pure preso in bidda a Torra, perché sono accurziato a Torra su tenore mio. Ma anche il figlio Torra. Che sono andato. Non ti caia cancellato. E tu sei girato a Sardegna su Mantese già? Io pure sono tornato in Desulo. È come se ho insegnato musica in scuola media. A Barro Fedele andiamo sul tenore sui migranti, a livello finzar de azudu e di tutto canto, quando
quando mi venite occasione picco aereo e ando a visitare a Issoso, a stare a Parisi, a fare le finza una cantata, insomma. Lu 23 d'agosto e 900 so ed è che mi parto a sa Repubblica Argentina, ma in amaruto il gusto, la fortuna, non è che sa chi mi ha trascinato a sa rovina. A sola esa partenza de su longo viaggio, circondato io a figlio mio infine mi dispazzo, los bacio e los abrazo, piange